qualcosa se è cambiato per il Napoli anche e soprattutto da un punto di vista emotivo dopo ieri sera, dopo le 2 vittorie di Milan e Inter. Entrando nello spogliatoio ha trovato le facce con la solita voglia, consapevolezza. Ma noi non possiamo giocare le partite che hanno giocato ieri sera gli avversari. Anzi, pensare di poterlo fare diventa pericoloso perché è un dispendio di energie maggiore. Noi potevamo provare a non perdere la partita precedente, però poi anche quella lì è andata. Naturalmente per i numeri riduce le nostre possibilità, ma per quanto riguarda le nostre intenzioni non cambia niente, perché noi dobbiamo andare a provare di vincere la partita, qualsiasi sia il nostro avversario, per cui cambiava aver vinto quella lì qualcosa. Però noi ci siamo riusciti, loro sono stati bravi e bisogna andare a mettere tutte le energie e tutte le attenzioni sulla prossima. Prego. Sport Italia e si prepara Radio Kiss Kiss. Buonasera mister, ovviamente ci vorranno ulteriori motivazioni, come diceva giustamente il collega, dopo i risultati. Lei che è molto bravo a motivare le partite, metaforicamente parlando, nel senso che è stata la partita degli immortali, è stata la partita dei supereroi. Che partita deve essere questa contro la Roma? La partita contro la Roma è un'insidia per noi, come noi lo siamo un'insidia per loro. E secondo me vincerà la squadra delle due che si sentirà più minacciata, nel senso che avrà più la percezione del pericolo che si prova, che si ha a giocare contro due squadre così. Quella che sarà più esecutiva su quelli che sono i comportamenti da avere dentro la partita. Non so se l'avevo già detto l'altra volta, non si vince con i forza dai, coraggio, si vince con l'essere, con la consapevolezza di quello che dobbiamo fare, di essere esecutivi al massimo su quello che dobbiamo fare contro un avversario forte come quello che avremo di fronte. Radio Kiss Kiss e si prepara la Repubblica. Buon pomeriggio mister, dal post partita di Napoli-Fiorentina i tifosi del Napoli si stanno domandando ma nella sfida con la Roma è possibile vedere, c'è la possibilità di vedere Mertens e Osimhen dal primo minuto insieme? Sì, è possibile. È possibile perché l'abbiamo già fatti giocare, anche domenica nel secondo tempo hanno giocato Mertens e Osimhen. Quando la partita era in pari c'erano Mertens e Osimhen e poi in dei momenti ci siamo allungati e non siamo stati dentro la partita e c'erano Mertens e Osimhen. Voleva aggiungere qualcosa? No, volevo soltanto sapere che perché i tifosi si stavano domandando. Sì, ma i tifosi sono anche quelli dell'università dove gli ho fatto fare a 5 la formazione e 5 l'hanno scritta tutti diversamente. Poi è arrivata una ragazza, quella più sveglia di tutte, ha detto io cambierei anche modulo, non cambierei solo calciatori. Per cui prova a dirmi la tua di formazione. Bastano i 4 davanti, tanto è lì che si svolge tutto. O è un centrocampista, vai, dimmi la tua, aspetta la segno, vai. Osimhen, Mertens alle sue spalle con Insigne e Lozano. Mertens, Insigne e Lozano.
Poi 2 mediani, fuori Fabian Ruiz, fuori Zelinski e 4 difensori. Intanto tu ne fai giocare 11 come me, non tu ne fai giocare 14, per cui anche quello è un buon segno, come ho detto l'altro giorno. Però poi tu lasci fuori della gente forte e stai attento che non sempre poi quella che si crede che sia la soluzione è quella giusta. Però ci ha detto la tua, ora si vedrà se tu l'hai chiappata o no domani. No, domani l'altro, perché domani che si è fatta oggi perché domani è Pasqua. Buona Pasqua a tutti. Repubblica e si prepara la Gazzetta dello Sport. Sì, eccomi, no. Proprio a proposito dei centrocampisti, volevo chiederle di Fabian come sta. Lei ci ha detto anche dopo la Fiorentina che non sta vivendo un buon momento dal punto di vista fisico, si gestisce e anche questa settimana insomma ha fatto un giorno di allenamento personalizzato. Quindi vorrei chiederle insomma come sta, come lo vede. L'ho visto meglio, l'ho visto molto meglio sulla via di rimettere su tutte le sue qualità, le sue caratteristiche, di essere al top. Anche lui ha meno fastidio lì dove alla pubalgia, dove ha un po' sofferto e è uno dei calciatori che si può scegliere dall'inizio per fargli giocare la partita. Prego. Gazzetta dello Sport e si prepara Corriere della Sera, edizione Napoli. Alcune domande gliele faccio proprio perché c'è uno scatto di 2 giorni per capire se fra Petagna e Di Lorenzo, che mi sembra sono gli ultimi 2 da recuperare, se c'è speranza di vederne qualcuno di loro in panchina, visto che ancora c'è un allenamento in mezzo, e poi anche, agganciandomi al discorso di Fabiana, Zielinski come l'ha visto che è un periodo, almeno noi non vediamo gli allenamenti, ma visto in partita non è stato brillante ultimamente. Allora, Di Lorenzo non ci sarà, si va alla prossima. La prossima quasi sicuramente sì. Petagna stamani ha fatto allenamento differente a tutti gli altri, ci ha messo roba in questi muscoli belli capienti che ha e ha reagito bene per il momento, per cui si valuterà bene anche domani, poi, però per ora le indicazioni sono positive, insomma, ecco. Poi è chiaro che c'è da fare una valutazione anche qui collettiva, generale, dove il numero da portare, però... 23 già ci sono, 23 già ci sono, quindi per entrare uno deve uscire un altro, in panchina. Bravo, per quello dicevo, sì. Lei è attento. Conto, era un semplice fatto. Anche per contare bisogna essere attenti. Zielinski è la stessa cosa, mi sembra che stiano bene. Io ho visto che hanno fatto un buon allenamento anche oggi, mi sembra che vadano forte per quello che sono poi. Durante la settimana abbiamo fatto dei buonissimi allenamenti e l'hanno fatti a dei livelli importanti, tutti quelli fisici. Poi ora da ultimo è chiaro che si abbassa quello che è la capacità, la capienza del lavoro, il volume, e si va su cose più corte, un pochettino più brillanti, però lì vedere come sta uno generale fisicamente non si vede la brillantezza, la freschezza, la prontezza mentale di reagire, di sentirsi insomma nella possibilità di switchare velocemente. Ecco. Corriere della Sera e si prepara il mattino. Mister, a lungo la fase di non possesso era la vostra forza, siete stati fino a domenica la miglior difesa del campionato. Sono 10 partite invece che subite almeno un gol. Come si spiega questo calo a livello difensivo? Il contrario di come l'ha presentata. La fase di possesso è la nostra forza. Quando si fa la fase di non possesso si rischia di prendere passa avanti. Cioè, se noi riusciamo a tenere palla non prendiamo gol. Se noi diamo il pallino agli avversari è più facile che si vada incontro ad avere difficoltà, perché non abbiamo una squadra di impatto, una squadra da urto, una squadra fisica.
No, abbiamo una squadra, come si è detto più volte, squadra tecnica, una squadra un po' fantasiosa, un po' leggera, che evita, se può, delle cose dentro la partita, però per poter evitare, per non mettere quelle cose lì dentro la scatola, poi bisogna abbondare di altre qualità, bisogna andare a gestire diversamente, ecco. E probabilmente siamo stati meno bravi a fare questa fase di possesso, quando si appalla noi, insomma, a gestirla in un certo modo. Il mattino e si prepara Canale 8. Sì, buon pomeriggio. Dopo 10 mesi di Napoli e con questa squadra, lei ha qualcosa che si rimprovera non essere riuscito a migliorare di questa squadra rispetto a quelle che erano le sue intenzioni l'estate scorsa? C'è qualcosa che la fa ammattire di questa squadra, che non è riuscita a fare quel passo in avanti? Sì, c'è qualcosa che mi dà da pensare, e che forse più di tutte le altre mi ha dato fastidio, che è questo fatto che ci siano capitate queste partite casalinghe dove potevamo saltare addosso alla classifica ora ultimamente, e invece poi c'è successo di avere difficoltà. Quella è la cosa che naturalmente mi ha dato da pensare di più, ecco. Però poi quando sembra che sia diventato molto difficile tutto, c'è sempre il futuro che è aperto, c'è sempre la possibilità di andare a organizzare ancora qualcosa per il futuro, anche se tu hai perso delle opportunità. E si va a rigiocarci queste opportunità che ci sono rimaste. Canale 8 e si prepara Radio.nuovo. Mister, se queste 6 partite che mancano fossero una partita di poker, lei come la giocherebbe? Facendo all-in o gestendo, guardando gli avversari? Facendo? All-in, mettendo tutto sul piatto. Non ho mai giocato a poker, non ho mai giocato a poker. E guarda, Guido, non ho tempo per giocare a poker. Poker Gioca a briscola e 3-7. Non gioca. Insomma, è il momento di fare il tutto per tutto, mettere tutto sul piatto, giocarsela senza nessuna paracadute, oppure è il momento di gestire ancora, dato il numero che abbiamo davanti? Noi non abbiamo mai gestito niente, noi proprio per riuscire a infondere, come si è detto, questa suggestione dentro la squadra non abbiamo mai gestito niente. Siamo andati dritto per dritto a guardare in faccia a chiunque, a tentare di vincere contro chiunque, proprio per creare questa forza mentale, questa volontà di voler vincere. E probabilmente da questo atteggiamento ne abbiamo persa anche qualcuna, da questo voler vincere, perché non abbiamo mai gestito niente. Non voglio che si gestisca niente, voglio provare a vincere partite e voglio vedere quanta forza si ha. Bisogna essere pronti a saper sfidare qualsiasi tipo di momento, qualsiasi tipo di avversario. Poi è chiaro che ci sono dei momenti durante la stagione, come si è già ridetto, per quello che succede in generale, per quello che può crearti un avversario dentro una partita, perdi di vista alcune delle tue qualità e devi essere bravo a saperle ritrovare sempre dentro la volontà di vincere la partita, senza andare a snaturarti e senza andare a dover tornare indietro. Ecco, si rimane lì e si cerca di riorganizzare quella che è la nostra forza. Radio.nuovo e si prepara Radio Amore.
Salve mister, buon pomeriggio. La Roma arriva da un periodo particolarmente positivo e quindi di maggiore euforia. Secondo lei è il peggior avversario che il Napoli potesse affrontare in questo momento? Sono un po' tutte così le squadre, loro ora stanno bene, hanno condizione, hanno una squadra forte, hanno fisicità, hanno struttura, hanno corsa, hanno tecnica e poi hanno fatto anche dei risultati che l'hanno collocata in una buona posizione in classifica. Non vedo perché noi dovremmo essere meno pronti o meno felici di loro a giocare questa partita, perché abbiamo le stesse qualità, le stesse caratteristiche. Come ho detto prima, è una partita difficile contro un avversario tosto. E la dobbiamo riempire questa partita di tutte quelle cose, ma soprattutto la dobbiamo riempire di noi stessi, ci dobbiamo mettere individualmente quel qualcosa in più che fa parte della passione, del cuore, del sangue che vuole le sfide di questo livello. Insomma. Ecco. Radio Amore e si prepara AGL. Salve mister. Premesso che sia tifosi che colleghi, giornalisti, insomma tutti cercano di fare un po' gli allenatori, quindi ognuno magari ha la sua formazione in testa e comunque se oggi siamo qui e se lottiamo anche per il titolo è merito suo, della squadra. Però ecco, io sentivo la formazione prima che ideava il collega ed è un po' quello che chiedono anche i tifosi, cioè tanti tifosi in quest'ultimo periodo stanno anche criticando un po' la prestazione di Zielinski. Lei però dalla sua risposta pare che non volesse metterlo da parte, cioè ha detto lei quindi vuole tagliare fuori Zielinski e Fabian. Ci spiega un po', insomma anche in maniera più chiara come mai, cioè come vede questi giocatori? Lei ha detto che comunque si allenano bene, quindi li vede perni di questo Napoli, o se qualche volta ecco magari si può rinunciare anche a loro. Sì, ma no, io forse mi sono espresso male allora se ho lasciato intendere che io difendo tutti i miei calciatori prima di tutto e poi volevo dire che sono due calciatori forti, insomma si lascia fuori altri due calciatori altrettanto forti che è un giochino, insomma, poi entrarci dentro così è pericoloso perché poi si rischia di dare la possibilità di interpretazione. Io dico che è corretto quello che dicono, ci sono secondo me degli equilibri da mantenere, però poi come è successo durante la stagione, insomma, o durante una partita stessa, dei cambiamenti sono stati fatti, ho fatto giocare anche qualcun altro. Però si accetta quello che è l'idea degli sportivi, quello che è l'idea sua, quello che è l'idea del suo collega e si cerca di tenere di conto di tutto. Ecco. AGL e si prepara a Calcio Napoli 1926. Insigne, Lozano e Mertens. Era quella lì, no? Sì. No, anche per lei quella lì. No, vabbè, mi No. collegavo a... Ma è quella lì o no? Mettiamocelo. Mi collegavo a Zielinski che viene criticato e era per quello. Zielo è un giocatore forte, un ragazzo eccezionale, un calciatore forte e lo farà vedere in futuro perché si collocherà nei calciatori top. Prego. Buongiorno mister, parlava prima di pericolosità come arma che può pericolosità come fattore che può spostare certamente la lotta per lo scudetto. Quanto il Napoli oggi è pericoloso e quanto la tecnica, la fantasia, che sono le caratteristiche forti, come lei diceva, di questo Napoli si sposano con la pericolosità. Grazie. Dipende dai livelli.
il livello, più ci si mette qualità, più ci si mette estro e fantasia che va a buon fine, più si diventa pericolosi, per cui dipende dalle dosi di roba che ci si mette dentro. Tutto può essere veleno o medicina, dipende dalle dosi. E la pericolosità è in base a quella che è la qualità che ci riesce a sviluppare, insomma, ecco. Non lo so poi quello che si riuscirà a fare dentro questa partita qui, ecco. Io so che abbiamo vissuto delle belle partite, che le dobbiamo giocare senza avere, come si dice sempre, rimpianti, e anche perdendole qualcheduna l'abbiamo giocata, perché secondo me nei primi 30 minuti o nei primi 25 minuti con la Fiorentina non abbiamo avuto 3 situazioni per far gol. Poi c'è stato un periodo della partita dove loro sembrava che andassero più forte di noi perché hanno gestito più facilmente la palla, però poi abbiamo preso dei gol che non possiamo prendere e che in quel momento che abbiamo preso gol un attimo prima ci è capitato di mettere Mertens davanti al portiere, non ci siamo riusciti nell'ultimo passaggio, ma si andava davanti al portiere, facile. Per cui sono sempre valutazioni che vanno fatte in maniera approfondita, in maniera corretta, senza lasciarsi prendere poi da eccesso di delusione o da buttare cappello per aria, insomma, si fanno le cose con tranquillità e si guarda di mettere insieme tutto. Calcio Napoli 1926 e chiusura con Sky che aveva una curiosità. Salve mister, buongiorno. Buongiorno. Contro la Fiorentina abbiamo visto spesso questo lancio lungo, non faccio riferimento però a quello per Osimhen, che è piuttosto giustificato considerando le sue caratteristiche e la difesa molto alta di Italiano che crea anche questa situazione di gioco, bensì quello per Lorenzo Insigne. Spesso mi è parso di vedere Kalidou Koulibaly che lanciava Insigne e che per caratteristiche non ha completamente la gamba. Le chiedo quindi se è stata una strategia approvata in allenamento e che poi non è proprio riuscita in partita, oppure un'iniziativa dei due calciatori, e poi col senno di poi, anche se siamo un po' tutti bravi a dirlo, forse questo lancio per uno come Irving Lozano poteva essere leggermente più fruttuoso. Grazie. È un'analisi che abbiamo fatta nel rivedere poi le clip della nostra partita, quella che qualche lancio di troppo è stato eseguito. Però poi quando ti vengono addosso, come vengono addosso loro forte, loro vogliono la palla sui piedi. Quando a una squadra gli metti addosso questa voglia di montarti sopra, è perché preferiscono che tu giochi la palla sui piedi. Perché? Perché quello è il verso corretto per andare a prendere le caratteristiche che tu vuoi imporre che abbia la tua squadra. Per cui c'era da avere delle distanze un po' più corte, su quello si poteva fare diversamente, delle distanze un po' più corte di reparto, di modo che da qui a lì faccio il corto lungo ed è facile mettermela dietro. Se la distanza diventa ampia, poi per la linea difensiva andare a rifare squadra corta su questa pallata che va dietro la linea difensiva opposta, per la mia linea difensiva risalire fino a rifare una squadra corta diventa difficile. Però era un modo
dove ci si poteva trarre vantaggio, dove ci si è preso vantaggio a Firenze, dove alcune squadre gli hanno creato problemi con questa situazione qui, e dove, faccio per dire, su una palla incrociata proprio per Insigne, dove lui ha tentato, ha preso e ha deciso di tornare indietro e di aspettare la squadra, ma era stato messo di là un po' alla linea difensiva e poteva anche provare ad andare, però il suo discorso è corretto, come è stato corretto provare a farlo in alcuni momenti. Forse è quello che abbiamo detto poi nell'analisi della nostra partita, ne abbiamo fatte qualcuna di troppo e qualcuna quando eravamo troppo lunghi con i reparti. Però è una strategia che si può usare dentro le partite, perché poi ora il calcio è un pochettino cambiato, insomma, ecco, a volte si vuol paragonare a quello degli anni 90, ma che uno gli garbi o no è un pochettino cambiato. A volte sento parlare di quello, ma è facile perché è roba vintage, roba vintage che è un po' parlare dell'Intercity e Frecciarossa, è la stessa cosa, ecco. Sky? No, non è cattiva. Non rispondo. No, non è vintage, invece non sono vintage le sfide sue con Mourinho. All'andata mi sembravate anche molto divertiti all'idea di rincontrarvi, e non è vintage il rapporto suo con la Roma e con Roma. Di Mourinho apprezzo molto quella sua capacità di saperti far arrivare quello che pensa, perché lui arriva quando vuol dire qualcosa. E in questo mi ricorda molto mio fratello Marcello, perché veramente, perché anche lui era difficilissimo da battere, perché poi io Mourinho oggi è scritto da tutte le parti che non l'ho mai battuto, ed è la verità, per cui però poi qualche volta ci riuscivo, insomma, ecco. Forse Mourinho in questo momento qui è un uomo che si avvia a diventare una leggenda, e forse vincere una partita o vincere una sfida con Mourinho può diventare anche una cosa un po' passata, perché qui per far bene bisognerebbe battere la leggenda, ecco, perché lui ormai è quello lì. Grazie a tutti. Con la Roma? Il mio con la Roma? Una storia bellissima, una storia che porterò sempre nel mio cuore, perché ho passato degli anni bellissimi con dei calciatori splendidi che sento ancora, con Nainggolan che continua a parlare di continuo di quelle che sono state le situazioni dello spogliatoio. Anzi, Nainggolan nel prossimo cambio che faccio nel mio staff lo porto con me nel mio staff, così da lui è facile fargli capire agli altri calciatori quello che non va fatto. Buona Pasqua, grazie a tutti. Grazie.